Bentrovati, benvenuti, ultimo appuntamento settimanale, quello del venerdì, sempre naturalmente attraverso la vostra e nostra web tv che parla di sport, www.venetoglobe.com. Vi ricordo il canale proprio adibito a tutti gli avvenimenti sportivi, ovvero streamingsport.com, tutto attaccato. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, ci trovate sul canale 95 di Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, questi canali, ma noi ci siamo alle 19:40, 19:45 circa di ogni giorno, nella seconda parte della serata e nella primissima parte del mattino. Andiamo a vedere le principali notizie per annunciare il prossimo weekend. E allora un weekend che è stato e sarà ancora bloccato e fermato dal coronavirus purtroppo, perché molti sport che si disputavano nella Repubblica Cinese e nelle vicinanze sono stati spostati o bloccati, come la discesa libera e il Super G in programma il 15 e il 16 febbraio. Sempre a livello femminile cancellati i tornei preolimpici di calcio femminile per l'appunto che si dovevano giocare proprio a Wuhan dal 6 al 9 febbraio, spostati a Sydney. Preolimpico di basket trasferito invece a Belgrado e quello di box ad Amman in Giordania, sperando che naturalmente l'emergenza possa terminare al più presto. Il tennis a Melbourne invece ha fatto registrare, ve lo dicevo già ieri, la vittoria di Djokovic contro Federer in 3 set. Il serbo ha avuto ragione appunto di Federer, l'ha spuntata Djokovic che arriva diritto in finale. Per il basket c'è il tutto esaurito al Palaverde che domenica alle 19 affronta nel match importante della giornata la Virtus Bologna. Menetti ha chiesto una nuova importante vittoria, una nuova importante partita ai suoi. Nella pallavolo maschile invece Civitanova affronterà Verona e Perugia affronterà Padova, questo nel quadro appunto del campionato della pallavolo maschile. Per il campionato invece di pallavolo femminile ci stoppiamo perché siamo sulla Final Four di Coppa Italia e allora Imoco Volley Conegliano, che l'altra sera al Palaverde ha liquidato 3-0 Chieri, è approdata alle Final Four, disputerà la prima gara, la prima semifinale contro Scandicci. E la seconda semifinale, vi diciamo un po' a sorpresa perché tutti davano per scontato la presenza di Novara. Novara invece le ha buscate in casa l'altra sera proprio da Monza e allora sarà Busto contro Monza la seconda semifinale. Domenica la finalissima a partire dalle ore 18. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza c'è la trasferta di Brugherio contro la terzultima del campionato. Mentre in Serie C il team Spes Conegliano si ferma anch'esso in campionato perché c'è la pausa per la Coppa in casa. Tra l'altro la formazione di Martinez affronterà la Pallavolo Solesino sabato sera alle ore 21. Per il rugby i leoni del Benetton si stanno concentrando con i loro allenamenti per quanto riguarda la ripresa del Pro 14. Si pensa ai rinnovi dopo Hayward, Monti Ioane, Sebastian Negri e Marco Lazzaroni. Ne arriveranno altri anche nelle ultime giornate, nelle prime giornate della prossima settimana. Ma intanto andiamo a sentire e a vedere un piacevole ritorno, quello di Michele Lamaro, che dopo l'infortunio è pronto per rientrare in campo. Sentiamolo. Intanto, come stiamo? Bene, innanzitutto buongiorno. Bene, diciamo che la parte più difficile, che è stata appunto quest'ultimo mese, così è passata e adesso stiamo veramente iniziando a fare tutto quanto al 100%. Ho visto che una volta avevi preso già confidenza con il campo, con il Munigo, portando le borracce, questo è importante per reinserirsi nel gruppo, no? Sì, esatto, mi hanno fatto fare questa diciamo routine che si fa un po' sempre quando uno rientra da un infortunio così lungo, che comunque è un primo approccio verso il campo,
ovviamente stando a bordo campo, però comunque fai riscaldamento con la squadra, dopo stai con loro, insomma ci parli e così, quindi sì, è sicuramente un primo approccio ed è importante anche questo. Chiederti cosa ti è mancato in questi mesi, e forse riduttivo, insomma, la squadra, il giocare, il campo. Sì, esatto. Sì, forse la cosa che più mi è mancata, esatto, è stato vabbè, ovviamente il campo, ma anche lo stare con tutta la squadra insieme, e questa cosa qua è stata veramente molto, molto dura da superare, perché comunque ti alleni sempre con loro, invece staccarti da questa routine è veramente molto difficile. È stato un infortunio abbastanza serio, insomma, per te, e quindi anche perché magari ti ha bloccato un po', visto che eri in espansione, ti ha bloccato un po' anche questa convocazione possibile in nazionale, che dovrebbe esserci comunque. Ma adesso, a parte la nazionale, insomma, in generale penso che nella carriera di un ragazzo, insomma un atleta in generale, un infortunio del genere sia sempre un po' un arresto e una ripartenza. Quindi insomma sono infortuni che comunque con le gambe ci facciamo quasi tutto, quindi sì, è sicuramente importante come infortunio, esatto, e dopo insomma bisogna ripartire meglio di prima. Questa settimana di riposo con pochi atleti serve per curare ulteriormente alcune cose e poi essere pronti, insomma, quando potresti ritornare in campo. Esatto, no, io già dalla settimana scorsa, prima di Leinster, ero disponibile, quindi abbiamo fatto tutto quanto per rientrare non il prima possibile, non spingendo qualcosa, neanche ritardandolo, ma il tempo che ci serviva per essere disponibili. Da lì in poi ci sono stati gli allenamenti fatti con la squadra al 100% e adesso continueremo a fare così, ma da adesso in poi sono disponibile al 100%. Prima cosa che penserai quando rimetterai i piedi in campo? Difficile, non so se prevarranno le emozioni o invece la concentrazione nella partita. In bocca al lupo a Michele Lamaro per il ritorno in campo. Prima parlavamo di rinnovi, no? Con Hayward, Monti Ioane, Sebastian Negri, Marco Lazzaroni. Da segnalare anche invece la partenza di Tito Tebaldi, che molto probabilmente si accaserà al Rovigo o al Petrarca Padova. Sempre di rugby con la nazionale di Smith per il rugby maschile, che è impegnata nel Sei Nazioni in questo weekend, sabato pomeriggio, e se la vedrà con il Galles. Per Smith, se vogliamo, la novità è quella del nuovo capitano. Sembrava essere Tommaso Allan, invece è stato confermato Bigi. Per il Sei Nazioni femminili invece anche in questo caso si gioca a Cardiff contro il Galles, la nazionale femminile con una unica trevigiana, la Barattin, sempre lei direte, comunque l'inizio fissato per il 2 febbraio, Forza Italia. Andiamo a parlare di Serie A con il calcio. Sabato, domani 1 febbraio, Bologna-Brescia, Cagliari-Parma, Sassuolo-Roma per quanto concerne le gare che aprono il quadro e aprono la giornata. Domenica il resto e poi lunedì il posticipo. In Serie B invece Spezia-Pordenone, quindi viaggio in Liguria per il Pordenone di Tesser, Trapani-Cittadella con l'imperativo di fare il risultato per il Cittadella di Venturato, e poi il derby tutto veneto tra Chievo Verona e Venezia. Nella Serie B femminile il Permac ospita al Barison la compagine della Roma, che è penultima in classifica. Si richiede di ritornare al successo anche alle ragazze di Bortoluzzi. In Serie C la Nerossi Vicenza 55 punti al comando. Vediamo le gare che propongono: Padova, Vispesaro, Sudtirol, Arzignano e Triestina Virtus Verona. Da non dimenticare la Nerossi Vicenza che affronterà il Gubbio. La Serie D, in testa c'è sempre il Campodarsego di Antonio Andreucci con 51 punti, segue il Legnago a 44 punti. Il Montebelluna del nuovo tecnico Lele Pasa va a Chions per cercare la vittoria o quantomeno un risultato utile per rilanciare appunto il Montebelluna e rilanciare il tecnico Pasa. Altra gara da tenere sotto occhio è Caldiero Mestre, un Caldiero che ha rifilato 3-0
3-0 al Montebelluna domenica scorsa e che gioca oggi nel weekend in casa contro il Mestre. In eccellenza il Giorgione va a Borgoricco per cercare di far risultato e restare in zona playoff, mentre nel girone B, che è quello che seguiamo più da vicino, troviamo in testa alla classifica il San Giorgio Sedico a 37, poi un terzetto, Portogruaro, Liventina e Porto Mansuè a 36 punti. In fondo alla classifica QDP a 13 punti e allora Montello 14, Lia Piave 18, Union Pro e Martellago 19, Eclisse e Robeganese 21, Vittorio Veneto 23. È molto bello il campionato guardandolo dal basso, magari non per chi ci soffre e ci lotta fino all'ultimo, come Patrizio Merotto, capitano del QDP, che ai nostri microfoni ha detto così dopo la partita di domenica. Ma diciamo che oggi sapevamo che era una partita molto delicata e comunque per noi era un'occasione importantissima, insomma, dopo l'inizio di girone di ritorno. Io penso che il primo tempo ci abbiamo messo molto, li abbiamo messi lì, ci abbiamo messo molto sul piano del gioco, sul piano dell'intensità, sul piano della cattiveria, insomma, siamo stati nettamente superiori, penso, insomma. Abbiamo fatto un po' di fatica a creare occasioni, forse un po' sfortunati. Secondo tempo purtroppo abbiamo commesso due errori brutti e puntualmente siamo stati puniti. Sì. È dura, ce ne rendiamo conto, però bisogna tenere alta la testa e non mollare, perché lavorando come abbiamo lavorato questa settimana e proponendo quello che abbiamo proposto oggi, con un pizzico in più di precisione sotto porta, di qualità e un po' di fortuna in più, forse riusciamo, insomma, a farla girare. Questo è. Avete una continuazione di campionato che è dura, che è abbastanza dura, perché vi aspettano 2 trasferte rognose e poi la partita interna contro la Liventina. Sì, sappiamo che il calendario in questa prima parte in generale è duro per noi e quelle partite che invece sono state scontri diretti le abbiamo perse, quindi adesso sta a noi cominciare a andare a prendere punti dove non è pronosticabile magari e pian piano cercare di crearci una chance per la parte finale, insomma. Però ripeto, anche oggi, insomma, un'ora di partita secondo me nettamente superiori come l'avevamo impostata, molto meglio di loro secondo me anche sul piano dell'intensità. Poi ci sono stati quei 5 minuti in cui abbiamo commesso quelle 2 sbavature lì e le abbiamo pagate. Dispiace, però bisogna tenere duro. Bocca al lupo anche a Patrizio Merotto del QDP. Vediamo le gare. Allora noi saremo a Pieve di Soligo per Eclisse e Carini Pievigina Istrana, come detto. Poi ci sono Noale, Montello, Lia Piave, Union QDP, Portogruaro Spinea, Porto Mansuè San Giorgio Sedico, partitissima questo, Robeganese Vittorio Veneto, San Donà Martellago e Union Pro Liventina. Promozione con l'Opitergina sempre capolista a 48 punti, insegue il Caorle a 35, 90 e Fontanelle a 33, Treviso a 32. Le gare, vediamole: Caorle, Godega, Lovis, Spresiano, Marcon, Treviso, Fontanelle, Vazzola, Conegliano, Vedelago che ha cambiato allenatore contro l'Opitergina di Mister Conte, Villorba, Ponzano. Questo il quadro completo per quanto riguarda la promozione ed il calcio da noi seguito. Passiamo al basket perché in Serie A2 femminile riposa il Ponzano, cerca di curarsi le ferite per ritornare poi la prossima settimana a far punti. In Serie B maschile la Ruker Sanve deve giocare in casa sabato sera al Palasystem alle 20:30, affronterà un cliente da prendere con le molle, doppie pinze, il Mestre dell'ex Volpato. È tutto, ci fermiamo qui, vi auguriamo un buon weekend e noi ci restiamo lunedì per raccontarvi tutto quello che succederà. Buona giornata e buona serata a tutti.